Cagliari in piazza questa mattina. Centinaia di cittadini mobilitati contro la speculazione energetica. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi capire cosa è successo oggi a Cagliari, resta con me fino alla fine. Schiaccia forte sul like e iscriviti. Protesta e tensione iniziata alle 9:30 da Piazza del Carmine. I comitati sardi hanno organizzato uno sciopero generale contro la finanziaria, con partenza da Piazza del Carmine e arrivo davanti al Consiglio regionale di Cagliari. L'obiettivo è fermare la cosiddetta Pretobello 24 e far rispettare l'autonomia sarda minacciata dal decreto statale. Come reagirà la politica locale di fronte alle oltre 210.000 firme raccolte per la legge Pretobello 24? I comitati promettono che la protesta a Cagliari oggi è solo l'inizio. Domani ad Alghero il movimento del popolo sardo scenderà in piazza contro le pale eoliche. La mobilitazione a Cagliari segna una chiara ribellione contro il DL Energia, considerato dai cittadini un attacco alle terre e alle acque sarde. Striscioni e cori ricordano ai politici l'urgenza della legge Pretobello 24, lasciata da mesi in un cassetto della regione. La battaglia per bloccare la speculazione energetica in Sardegna è appena cominciata. Tu cosa ne pensi della protesta? Dimmi la tua, metti like e iscriviti per seguire i prossimi sviluppi. Grazie per aver seguito questo video su questo sciopero importante. Stammi bene, io ti mando un grande abbraccio e ci vediamo per la prossima notizia.